Euroregione.news. La tua storia in arte. Raccontarti. Dopo aver raccolto le vicende vissute da chi si è preso cura di qualcuno o qualcosa, ora ritroviamo Arianna Romano di Espressione Est. Ci eravamo lasciati questa primavera con il progetto Raccontarti. Raccontaci la tua storia, la trasformeremo in arte. E infatti lo abbiamo fatto. Quest'estate gli artisti, che sono nostri partner per il progetto, hanno letto e visionato tutti i materiali che sono arrivati a seguito della call. Moltissime persone ci hanno risposto mandando scritti, audio, video, foto, disegni, persone di tutte le età. E quindi adesso i nostri artisti d'estate hanno prodotto le loro opere, che sono proprio l'esito di queste storie di cura. Quindi ognuno ha lavorato con la sua arte e queste opere si potranno vedere in 2 appuntamenti che saranno sabato 8 di ottobre la sera al Teatro San Giorgio di Udine e poi l'inaugurazione della mostra giovedì 13 ottobre alle 18 al Dipartimento di Salute Mentale al Parco di Sant'Osvaldo. E poi la mostra rimarrà visibile sempre lì fino al 17 novembre. Se ricordate, in marzo è stata aperta una call dove chiunque, ogni cittadino, poteva mandare una sua storia di cura, intesa in senso molto ampio, quindi non necessariamente una cura fisica ospedaliera, ma proprio il concetto di to care, quindi prendersi cura di cose, persone, animali, situazioni. E così hanno fatto un sacco di persone che saranno comunque invitate alla serata e è stato bello vedere come questi artisti sono riusciti a trasformare questi racconti e queste suggestioni tramite arti performative e visive molto diverse tra loro. Quindi la serata al Teatro San Giorgio sarà alle 21 di sabato 8 di ottobre, invece l'inaugurazione della mostra sarà giovedì 13 ottobre alle 18 alla biblioteca del DSM al Parco di Sant'Osvaldo. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.